Un'altra ombra sul rientro in Italia di Marco Zennaro, l'imprenditore veneziano 47enne bloccato in Sudan dallo scorso marzo. Dopo l'annuncio del papà cristiano dello sblocco del divieto di viaggio sul suo passaporto, sono giunte notizie che in realtà la revoca non sia ancora avvenuta a causa dell'errore dell'impiegato incaricato di trascrivere l'atto che avrebbe sbagliato a riportare il nome di Marco. Ecco perché il 47enne potrebbe non rientrare a Venezia dove i familiari e tutta la città lo attendono, per domani invece come era stato previsto. La Farnesina raccomanda la massima cautela intorno alla vicenda, soprattutto ora che il nostro paese è nella lista di quelli considerati ostili alla Russia, sostenuta dal governo di cui fa parte il nipote del miliziano in causa con Zennaro. La limitazione infatti sarebbe legata proprio alla causa civile, attualmente in fase di appello dopo 3 diverse assoluzioni per la fornitura di una partita di trasformatori definiti difettosi. Per sbloccare il procedimento era stata chiesta una determinata cifra, raggiunta grazie all'impegno di Unioncamere Veneto, numerosi imprenditori e associazioni di categoria e il sindaco Brugnaro che avevano raccolto 200.000 euro. Eppure nonostante questo Marco è ancora fermo in Sudan, l'ennesima beffa che si spera sia l'ultima.